Buongiorno, sono Michela Pertile e sono un'ostetrica da 27 anni. Lavoro presso il distretto sanitario dell'ULSS di Padova. Oggi sono qui per parlarvi di un periodo molto importante dopo la nascita del bambino, chiamato appunto puerperio. Cosa si intende? Sono 40 giorni dopo la nascita del bambino e sono dedicati a prendersi cura della salute della neomamma e del piccolino appena arrivato. 4-6 settimane infatti sono il tempo necessario perché il nostro corpo si riprenda da tutti i cambiamenti che si sono verificati durante l'attesa e al momento del parto. Non è una regola standard, diciamo che ci sono donne che hanno bisogno di più tempo. Sappiamo che tra la terza e la quinta giornata dopo il parto si verifica la montata lattea. Che cos'è? È un momento dell'allattamento in cui il colostro si trasforma in latte di transizione. Quindi il colostro sappiamo che è un liquido denso che si forma nei primi giorni dopo il parto e molto nutriente ma anche molto ricco di anticorpi che viene prodotto in piccole quantità, però poi appunto si trasformerà aumentando la quantità e anche modificando la sua composizione. Quindi diventerà latte di transizione. Ma cos'è importante anche in questo periodo del puerperio? Allora, intanto iniziano le perdite di sangue ematiche che vengono chiamate locchiazioni. Queste sono inizialmente di un colore rosso e poi si modificano cambiando appunto di colore, diventando rosate, gialle e infine biancastre. Ancora sono abbondanti all'inizio per poi diciamo scomparire nell'arco dei 40 giorni. L'importante è tener conto dell'odore di queste locchiazioni, che non deve mai essere sgradevole. L'utero inizia quindi gradualmente a ritirarsi, a ridursi e volume e dimensioni cominceranno poi a modificarsi, diverranno quindi normali. Cosa è importante quindi anche in questo periodo? L'igiene. Perché l'igiene? Perché bisogna fare molta attenzione a evitare bagni, ma preferire delle docce. Anche perché, diciamo, potreste aver avuto delle ferite durante il parto che non si sono ancora completamente guarite. E perciò bisogna fare appunto attenzione a non mettere il nostro corpo nelle condizioni di rendere più difficile la guarigione. Dopo quindi un lavaggio intimo, cerchiamo di prendere un detergente, naturalmente lavarsi con un detergente che sia a pH neutro, ricordiamo poi di asciugare molto bene la zona e ricordiamo ancora di cambiarci spesso gli assorbenti. Ancora importante, attendete ad avere rapporti sessuali perché dopo il parto il nostro apparato genitale ha bisogno di circa un mese per recuperare la condizione iniziale naturale. E inoltre questo periodo, chiamiamolo di pausa, impedisce la risalita di eventuali batteri che attraverso la cervice uterina che è ancora aperta potrebbero risalire. Ancora, ma non per questo meno importante, e anche se viene nominato per ultimo, è il riposo. Il parto è sicuramente un momento molto faticoso per il fisico di una donna e i 40 giorni dopo il parto sono proprio quelli necessari per recuperare tutte le energie. Quindi cerchiamo di concentrarci sul riposo, perché in questo momento si avrà anche più tempo e modo per avvicinarsi al piccolino in maniera adeguata e graduale.
Perciò un consiglio mamme, quando il vostro bambino dorme, cercate anche voi di riposare. Ora, concludendo, diciamo che siete a conoscenza della fase del puerperio e di ciò che avviene in questo periodo. Vi ringrazio per l'attenzione e faccio un augurio a tutte le mamme.